Giornata difficile sulle spiagge a Caorle, un turista ha perso la vita e un nonno è grave dopo aver tentato di salvare i nipotini in difficoltà. Polemiche a Chioggia per il ritardo dei soccorsi bloccati dalle auto parcheggiate selvaggiamente. Ha puntato la videocamera del suo cellulare su una giovane donna mentre scendeva la rampa verso il sottopasso. Un veneziano è stato denunciato con l'accusa di molestie e violenza privata. Traffico da bollino rosso domani e sabato lungo l'autostrada A4 in direzione Trieste e lungo l'A57 sempre in direzione Trieste. Carenza di medici di base, bisogna intervenire prima che accada il peggio. L'allarme dello SPI-CGIL che numeri alla mano lancia un appello. Basta violenze ad anziani e disabili, vogliamo tutelare i diritti dei più deboli. Presentata dai 5 Stelle in Consiglio regionale una proposta normativa per tutelare gli anziani. Sottoscritto dalle 2 università cittadine, Regione e Comune, il protocollo d'intesa che avvia il percorso di realizzazione del progetto Venezia Città Campus con l'obiettivo di portare in città 30.000 nuovi studenti. Domani la prima di 3 serate che vedrà Laura Pausini esibirsi in piazza San Marco davanti ad una platea di 5.000 persone per festeggiare 30 anni di carriera. Il rischio maltempo sta movimentando le ore della vigilia. Buonasera, ben ritrovati, edizione veneziana dei nostri telegiornali. Dunque l'avete sentito in primo piano la cronaca, giornata difficile sulle spiagge del veneziano. A Caorle un turista ha perso la vita e un nonno è ricoverato in gravi condizioni dopo aver tentato di salvare i nipotini in difficoltà. A Chioggia una ragazza ha rischiato di annegare, tratta in salvo, ha dovuto attendere i soccorsi che tardavano a causa delle auto parcheggiate selvaggiamente lungo la strada. Un 90enne austriaco si è sentito male, ha perso la vita stamane sulla spiaggia di Porto Santa Margherita a Caorle, lungo il tratto di Arenil nella zona di Piazzale Portesin. Quando è scattato l'allarme era in acqua. I primi a intervenire sono stati i bagnini che l'hanno portato a riva per praticargli le manovre di rianimazione, poi proseguite con l'ausilio del personale del punto di primo soccorso di Caorle, mentre si alzava anche l'elicottero del 118 di Treviso. Ma nonostante i tentativi di salvarlo non c'è stato nulla da fare. Attimi di paura a Chioggia invece, dove una ragazza ha rischiato di annegare. Tratta in salvo, ha dovuto attendere però oltre mezz'ora l'arrivo dei soccorsi, ostacolati dalle auto parcheggiate lungo la stradina che costeggia il Brenta e porta allo stabilimento Alba Chiara. Situazione di cui il sindaco è al corrente. Gente che è incurante ovviamente delle regole del codice della strada, benché ci fossero anche dei parcheggi liberi. Questo spesso purtroppo accade anche nei fine settimana, specialmente nei fine settimana. Comunque abbiamo già mandato alla polizia locale di intervenire anche a Isola Verde, non solo a Sottomarina o a Chioggia, perché anche Isola Verde è un nostro litorale che è di competenza del comune di Chioggia, quindi massima attenzione, e sicuramente sono andati e hanno fatto moltissime contravvenzioni. Ma per far fronte agli interventi di soccorso estivi, il comune, l'ULSS e il villaggio Isamar hanno sottoscritto un importante accordo che sarà effettivo dal 1° luglio. Dal villaggio Isamar partirà l'ambulanza del 118 in caso di chiamata, quindi i tempi di intervento saranno sicuramente ridotti a pochissimi minuti e quindi l'ambulanza non partirà più dal pronto soccorso di Chioggia, ma partirà direttamente da Isola Verde, quindi avremo una massima copertura degli interventi. Ma l'ambulanza non sarà l'unico servizio. Ci sarà anche un ambulatorio gestito dall'ASL con orario 15-19 all'interno proprio dell'ambulatorio del villaggio Isamar, che potrà essere ovviamente utilizzato anche dai residenti, dai turisti che non vivono all'interno del villaggio turistico, ma anche a Isola Verde. Quindi sarà un vero e proprio ambulatorio gestito da un medico dell'ASL. Una giovane donna vittima di un filmato alle parti intime da parte di un molestatore nel sottopasso della stazione. Scattata la denuncia per molestia e violenza privata ad un veneziano che ha utilizzato lo smartphone personale per filmare le parti intime di una giovane donna alla stazione dei treni di Mestre. La donna, mentre scendeva la rampa verso il sottopasso, accorta della deplorevole azione del molestatore, non ha esitato a segnalare immediatamente lo spiacevole accaduto alla polizia. Grazie alla testimonianza rilasciata agli agenti da parte della vittima, è stato possibile intercettare il molestatore e fermarlo, nonché approfondire le indagini e scoprire che l'uomo era già stato denunciato in passato per reati analoghi. L'attività di indagini che ne è conseguita inoltre ha consentito di scovare ulteriore materiale informatico posto sotto sequestro per gli accertamenti del caso.
Ed ancora cronaca, terzo assalto al bancomat è accaduto nella notte alle poste di Fossalta di Piave dopo i colpi degli ultimi giorni a Cavallino e Caorle. Le indagini dei carabinieri di San Donà e Portogruaro stanno ricostruendo i fatti con immagini e rilievi per trovare i responsabili, che non è detto siano gli stessi, perché in due casi, Cavallino e Fossalta, il modus operandi appare diverso. Nell'ultimo colpo infatti sarebbe stato usato un flessibile per aprire un foro sulla parte anteriore dello sportello e poi utilizzare un dispositivo elettronico inserito all'interno per dare impulso al sistema ed emettere banconote. Quelle rubate per una cifra attorno alle 30-40 mila euro sono state ottenute senza l'utilizzo di esplosivo, diversamente dal colpo di Cavallino la notte prima. Ed ora parliamo di carenza di medici. Bisogna intervenire prima che accada il peggio. L'allarme dello SPI CGIL, che numeri alla mano lancia un appello. Abbiamo oltre 105 carenze di medici di medicina generale sul territorio. A partire dallo storico medico di Chirignago, la dottoressa Paola Bassetto, che a fine mese andrà in pensione. 2000 pazienti, le incombenze burocratiche e il non poter far ferie per mancanza di sostituti l'hanno portata a prendere questa decisione. L'ULSS tamponerà con una sostituzione per i mesi estivi prima dell'arrivo del nuovo medico, ma numeri alla mano la carenza è in aumento. Da 21, dice lo SPI CGIL, nel 2019 a 58 nel 2022 per l'ULSS 3, mentre nel Veneto orientale da 25 nello stesso periodo a 44. Bisogna affrontare il tema sanità pubblica in modo radicale, perché queste carenze producono diversi aspetti negativi per le persone, perché le persone in assenza del medico di medicina generale o con soluzioni tampone, cioè con soluzioni di accorpare zone con altre zone eccetera, rendono sempre più difficoltoso l'accesso al medico di medicina generale, quindi intasamento dei pronto soccorso, intasamento di strutture. E sempre più ricorso alle visite private a causa delle liste d'attesa o ancor peggio c'è chi si vede costretto a rinunciare alle cure. Problemi tutti che ci dicono dobbiamo andare a pagamento, per fare veloci dobbiamo pagarci le prestazioni, perciò sono molto in difficoltà gli anziani qua da noi. Traffico da Bollino Rosso domani lungo l'autostrada A4 in direzione Trieste, con possibili rallentamenti, code in prossimità dei cantieri per la terza corsia e lungo la A57 sempre in direzione Trieste, con rallentamenti e code che si potrebbero formare sul tratto Terraglio-Bivio A57 a 27. Lo rileva Autovie Venete, ricordando che manca poco all'apertura al traffico dei primi 5 km dei 9 complessivi di terza corsia tra Visopoli e Portogruaro. Il traffico lungo la 4, secondo le previsioni della concessionaria, sarà intenso anche sabato, possibili rallentamenti e code in direzione Trieste in avvicinamento ai cantieri, con punte di transito che potrebbero arrivare a toccare sull'intera rete gestita i 184.000 passaggi di mezzi. Basta violenze ad anziani e disabili, vogliamo tutelare i diritti dei più deboli. Presentata in Consiglio regionale una proposta normativa, come prima firmataria Baldin dei 5 Stelle. Presentato stamane nella sede del Consiglio regionale Veneto il progetto di legge sulle norme per la tutela delle persone anziane e per la trasparenza nelle case di riposo e RSA. Prima firmataria la consigliera regionale Erika Baldin del Movimento 5 Stelle. Questo progetto di legge fa sì che vada garantita all'interno delle strutture per disabili e per anziani una certa qualità del servizio. Abbiamo visto negli ultimi anni violenze, maltrattamenti ai danni di anziani e persone con disabilità proprio all'interno delle strutture. Queste cose non devono più succedere, quindi con questo progetto di legge si fa in modo che il comitato dei familiari e degli ospiti possa entrare in qualunque momento all'interno delle strutture per verificare e monitorare quello che avviene all'interno, con la possibilità poi di rendere edotto il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, che ha competenze di controllo ma su scala nazionale, quindi la possibilità di sapere cosa avviene all'interno delle strutture sul piano locale.
La proposta normativa è stata sottoscritta da Guarda di Europa Verde, Ostanel di Veneto che vogliamo e dal portavoce di opposizione Lorenzoni. I consiglieri ricordano che la normativa vigente prevede che ogni struttura debba dotarsi di un regolamento e di una carta dei servizi per regolare le modalità di erogazione delle prestazioni. È altresì prevista la presenza dei comitati degli ospiti e dei familiari, ai quali però non è affidata alcuna funzione di controllo. Incontro a Milano per i 30 anni di ASES, un'associazione umanitaria che fa formazione agricola nei paesi in via di sviluppo con l'obiettivo ben preciso: aiutarli a casa loro. Noi dobbiamo pensare che i cambiamenti climatici, la miseria, tutti questi eventi anche geopolitici mondiali stanno spingendo una forte massa africana verso l'Europa e noi siamo il primo paese di frontiera. Allora quando si parla di aiutiamoli a casa loro, chiaro, questo è un piccolo passo che come ASES, con un piccolo progetto, come tanti altri progetti che abbiamo, cerchiamo di fare nei loro territori. E da 30 anni ASES, l'associazione umanitaria di C agricoltori italiani, sta sviluppando progetti nei paesi in via di sviluppo, come a Maputo in Mozambico, dove Daniele Gallo sta portando avanti il progetto Trasforma, che dona alle donne del luogo attrezzi agricoli, sementi e soprattutto insegna come coltivare la terra per rendersi autosufficienti nell'alimentazione, ma anche nella solidarietà tra famiglie. Vengono fatti dei banchi per la solidarietà e viene donato a chi ha più bisogno, quindi chi ha un pochino più del meno dona a chi ha niente. Un progetto di sviluppo a casa loro che prevede anche un possibile flusso migratorio utile alle nostre aziende perché è formato e controllato. La formazione dei giovani e quindi chi vuole fare questo flusso, no, di operai specializzati. No? E questa formazione si fa nei loro posti di origine, ma si fa anche qui perché la natura e la stagionalità è completamente diversa e quindi bisogna conoscerla. 30 anni di solidarietà a casa loro che sono partiti proprio da Milano con il primo progetto per i campesinos del Paraguay. Milano ha una tradizione in tal senso. Abbiamo un'organizzazione non governativa ormai attiva da 30 anni, è il CESVITEM. Noi siamo aperti anche all'accoglienza e abbiamo 21 immigrati che stanno facendo attività di integrazione, amplieremo prossimamente a 29. I risultati sono molto positivi, imparano la lingua, trovano un lavoro, siamo a un livello di circa il 90%. Insomma. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Rieccoci nuovamente in studio. Sottoscritto questa mattina il protocollo d'intesa che avvia il percorso di realizzazione del progetto Venezia Città Campus con l'obiettivo di portare in città 30.000 nuovi studenti per vivere, acquisire formazione e ricerca. Il protocollo è stato sottoscritto da tutti i principali attori a partire dalle 2 università cittadine, oltre a Regione e Comune. Venezia pensa in grande come città del sapere. L'obiettivo, il sogno, è quello di portare 30.000 nuovi studenti a vivere e a formarsi in Laguna, con il coinvolgimento delle migliori università europee. Venezia è al centro dell'Europa, dunque, e questo è il senso del protocollo d'intesa sottoscritto questa mattina a Cafarsetti di Venezia Città Campus, che avvia questo percorso con un orizzonte temporale lungo di almeno 10 anni. Dove i ragazzi possono studiare, possono arrivare, possono vivere dove vogliono, dove gli sembra meglio. Noi da parte nostra cerchiamo di rendere attraente. Campus vuol dire non soltanto il ragazzo che studia e che per cui deve trovare le attrezzature adeguate. Se vogliamo cittadini europei bisogna trovare anche professori europei, bisogna trovare attrezzature di livello d'avanguardia. Campus per gli studenti, campus di vita, ma si unisce alle tante iniziative. Io ho portato in giunta la settimana scorsa un bando che si chiama Venezia Icona. Icona è un acronimo, ma Venezia è un'icona, ma parla di innovazione, di competenze, di nuove opportunità per una Venezia autentica, rigenerazione di laboratori artistici, giovani che vengono a investire la propria vita, a vivere e a lavorare a Venezia. Dobbiamo prendere le 10, 20, 30, 50 migliori università al mondo, chiedere loro di venire a Venezia con i loro docenti, con i loro ricercatori, con i loro studenti, a produrre cultura, la cultura della modernità, la cultura
delle nuove scienze, delle nuove tecnologie. Il progetto punta a coinvolgere tra i partner anche l'Università di Padova. Con il sindaco Brugnaro e l'assessore Dondazzan hanno firmato il protocollo la Fondazione Venezia, capitale mondiale della sostenibilità, le università IUAV Ca' Foscari, l'Accademia delle Belle Arti e il Conservatorio Benedetto Marcello. Il progetto però ha sollevato anche qualche critica tra i sindacati, in particolare la CGIL. Domani la prima di 3 serate che vedrà Laura Pausini esibirsi in piazza San Marco davanti ad una platea di 5.000 persone per festeggiare 30 anni di carriera. Il Rischio Maltempo sta movimentando le ore della vigilia. Domani sera in piazza San Marco a Venezia il primo grande concerto di Laura Pausini per festeggiare i suoi 30 anni di carriera caratterizzati da un successo planetario. Ieri è stata pubblicata l'ordinanza della polizia locale che prevede fino a domenica una serie di divieti, tra i quali quello di non poter più transitare in piazza San Marco e lungo le procuratorie vecchie e nuove a partire dalle 18:45 di ogni giorno a partire da domani, ad eccezione di chi avrà un tavolo prenotato nei caffè della piazza. Vera, la società braccio operativo del comune, è al lavoro da giorni per tutta la logistica. È stato completato il montaggio e l'allestimento del palco. È prevista una capienza di 5.000 posti a sedere in piazza per ognuno dei 3 concerti. Il direttore di Vera, Fabrizio Doria, ricorda le date salienti di una settimana e di un'estate veneziana tutta in musica. Tornano i concerti in piazza San Marco il 30 giugno, l'1 luglio e il 2 luglio con Laura Pausini, che con Venezia farà partire il suo tour mondiale a 30 anni, per festeggiare i suoi 30 anni di carriera. Ma poi sabato 8 sarà la Fenice protagonista con un grandissimo concerto con tutta l'orchestra, e per finire domenica 9 Paolo Conte torna dopo 14 anni per un grande concerto a fine carriera in piazza San Marco. Ma la musica continua anche in terraferma con il grande concerto dei Pinguini Tattici Nucleari il 7 luglio al Parco San Giuliano. Il concerto di domani però dovrà superare anche le previsioni di condizioni meteo che potrebbero essere poco favorevoli in serata, tra cui il rischio di pioggia e acqua alta, anche se quest'ultimo sembra essere superato o perlomeno ridimensionato. Laura Pausini devolverà interamente il suo cachet alle popolazioni alluvionate dell'Emilia-Romagna. Il concerto verrà poi replicato anche sabato e domenica, con qualche variazione di scaletta. Crescono progressivamente il patrimonio librario e le iniziative culturali della biblioteca nel quartiere Pertini di Mestre, quale presidio di decoro e legalità. La lettura e le attività culturali come forma di riscatto sociale, una forte arma a contrasto di episodi di degrado e malavita. È quanto accade alla biblioteca del quartiere Pertini di Mestre, gestita dall'energico Giorgio Rocelli, insieme alle sue laboriose e appassionate collaboratrici. Ultimamente abbiamo molti frequentatori in biblioteca. Abbiamo la fortuna di avere 4-5 bibliotecarie meravigliose che si dedicano parecchio alla biblioteca. Difatti questa sembra una piccola biblioteca di quartiere, invece è fornitissima. Cresce il patrimonio librario catalogato, non solo grazie all'acquisto dei volumi. Una parte li compriamo, logicamente ogni mese tiriamo su delle economie e compriamo dei libri nuovi. Una parte ci vengono anche regalati da chi frequenta la biblioteca e che ha dei libri magari in più e ce li portano. Noi li cataloghiamo se ci mancano e se non ci mancano li diamo anche a chi ne ha bisogno, anche della gente che insomma ha voglia di leggere. La riqualificazione del quartiere dunque passa soprattutto attraverso la cultura, ma c'è bisogno del contributo e dell'impegno di tutti. Il quartiere Pertini ci vuole ancora molto per diventare del tutto civilizzato, diciamo tra virgolette. Noi ci mettiamo l'anima e il resto deve fare il cittadino, lo deve fare chi ci abita. Dateci una mano, perché noi con la vostra mano riusciamo a tenere un quartiere sempre ben pulito, sempre servito, sempre fornito di tutto, di giochi, di laboratori, di biblioteca, di ballo, insomma ne abbiamo moltissime da fare. Le attività di gruppo riprenderanno a settembre, ma la voglia e la necessità di lettura non va mai in vacanza. Ed è tutto da Venezia, vi lascio ovviamente le nostre previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci.
Cooperativa Agricola Volpago offre carne d'eccellenza. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Benvenuti al meteo. L'anticiclone si indebolisce lasciando spazio a condizioni meteorologicamente instabili. Vediamo insieme il dettaglio di venerdì 30 giugno. Sul Veneto il mese si conclude con una spiccata variabilità. Inizialmente spazi di sereno alternati ad annuvolamenti e piogge sparse. Nel corso del pomeriggio però tendenza a progressivo peggioramento con precipitazioni via via più diffuse. Temperature ancora stazionarie, minime tra 16 e 18 gradi, massime sui 25-29 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso il cielo sarà a tratti nuvoloso al mattino, ma vedete avremo rovesci e temporali sparsi, localmente anche intensi. Temperature minime sui 18 gradi, massime sui 26-28 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove non mancheranno diffusi temporali, specialmente a partire dal pomeriggio sera. Temperature minime intorno ai 17 gradi, massime sui 25-26 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Cooperativa Agricola Volpago offre carne d'eccellenza. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Città italiane, in una chat Telegram si scambiano